San Donà e Martellago con più di 15.000 abitanti, Pianiga e San Stino di Livenza. Sono questi i 4 comuni della provincia di Venezia che il 14 e 15 maggio eleggeranno il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Il turno di ballottaggio, in questo caso solo per 2 comuni, sarà il 28 e 29 maggio. A San Donà di Piave, dopo 2 mandati, esce il sindaco Andrea Cereser, che sostiene per il centro-sinistra la candidatura con la sua lista civica di Francesca Zottis, attualmente consigliere regionale. Sfiderà l'avvocato Alberto Teso, candidato di centrodestra appoggiato da 4 liste, e Carlo Fantinello, ex sindaco di Fossalta di Piave, sostenuto dal Terzo Polo. A Martellago ci sarà Alessio Boscolo, attuale consigliere comunale e appoggiato dal centro-sinistra con 5 liste. Sfiderà il sindaco uscente Andrea Saccarola, appoggiato invece dal centrodestra unito. A Pianiga si ricandiderà con la sua lista civica il sindaco uscente Federico Calzavara. Il centrodestra, con i 4 partiti, presenta Massimo Calzavara, mentre Partito Democratico e 5 Stelle candidano Silvia Coppetta. Infine, a San Stino di Livenza, il centrodestra presenta il consigliere comunale uscente Gianluca De Stefani con la lista De Stefani sindaco, mentre per il centro-sinistra l'erede del sindaco uscente Matteo Cappelletto, che rimane comunque nella lista, sarà il vice sindaco Stefano Pellizzon con la Civica Livenza.